Siamo qui con il sindaco Mauro Armelao a un anno dall'insediamento suo e della giunta. Quali sono state le difficoltà, sindaco? Ma difficoltà di affrontare problemi che chiedevano una soluzione da tanti anni. Ecco, queste sono le prime difficoltà. Stiamo prendendo in mano veramente tante questioni che sono ferme, che erano ferme, ripeto, da anni. Le stiamo affrontando una per una alla volta, e stiamo dando risposte finalmente anche alle categorie economiche e turistiche. Mi riferisco anche alle norme tecniche dell'arenile, al piano che riguardavano ovviamente, che coinvolgevano gli alberghi. Abbiamo fatto un accordo con l'autorità portuale, di sistema portuale, che chiedevano a gran voce anche imprenditori che insistono nell'area portuale e che andranno anche a rivedere il piano Gottardo, ripeto, che ha 41 anni, quindi stiamo modificando veramente tante cose, le stiamo aggiornando per rendere veramente una città al passo con i tempi, nuova e proiettata anche verso il futuro, insomma. Nel fare un veloce bilancio di un anno, non solo difficoltà, ma anche risultati ottenuti. Quali sono i risultati di cui va più fiero al sindaco Armelao? Risultati ottenuti in un anno sono stati tanti, adesso non li ricordo nemmeno tutti, però ripeto, uno fra tutti credo sia l'arrivo delle crociere, che ovviamente la nostra città, non dimentichiamolo, ha una vocazione turistica, aveva le potenzialità del porto dei Saloni e quindi le stiamo sfruttando, grazie anche ovviamente all'aiuto che ci ha dato il presidente dell'autorità portuale di Venezia, dottor Di Blasio, che veramente si è dimostrato vicino alla nostra città e con una visione veramente ampia di sviluppo anche della croceristica nella nostra città. Poi un'altra soddisfazione grande sarà quella di portare veramente fra pochissimi giorni il progetto definitivo del Ponte delle Trezze, che è nella frazione di Valli, che è chiuso da parecchi anni, che la frazione attende veramente da 4 o 5 anni. Dopo un anno veramente presenteremo il progetto, lo porteremo in giunta fra qualche giorno e poi progetto esecutivo, e andremo a gara per fare i lavori. Altra cosa, siamo ad un passo dall'incarico a un ingegnere per il ponte della Fossetta, anche questo ovviamente una risposta che daremo a quel quartiere importante della nostra città, ponte della Fossetta che poi, ripeto, è utilizzato non solo dai residenti di quel quartiere, ma è utilizzato veramente da tanti cittadini di Borgo San Giovanni, che quando vanno in spiaggia delle volte percorrono, per non fare il cavalcavia, percorrono appunto quella via della Fossetta. Poi altri risultati importanti riguarderanno prossimamente le assunzioni nuove nella polizia locale, quindi un potenziamento dell'organico. Io non ho mai tenuto nascosta la volontà e la voglia veramente di creare un terzo turno serale durante il periodo estivo, perché i cittadini chiedono maggior sicurezza, maggior presenza sul territorio della nostra polizia locale, e su questo stiamo lavorando. Ecco, queste sono le cose, diciamo, principali. Ecco, ci stiamo muovendo molto sul tema del turismo. Credo che anche gli eventi di quest'estate siano stati sotto gli occhi di tutti, insomma, no? Che sono stati eventi apprezzati, che hanno portato veramente tanta gente nella nostra città. E altre cose importanti che, ripeto, abbiamo fatto riguarderanno e che faremo, riguarderanno ovviamente la parte dei lavori pubblici. Ecco, perché è chiaro che i lavori pubblici sono importanti in una nostra città, e dimenticavo, ecco, in questo anno mi sono veramente dedicato tantissimo al rapporto veramente con gli altri enti. Parlo di rapporti con la Regione del Veneto, con la città metropolitana, con ANAS, con tantissimi enti sovracomunali, con la soprintendenza. Ho costruito veramente delle buone relazioni di collaborazione stretta veramente con tutti quegli enti che comunque hanno delle competenze sulla nostra città, delle ricadute sulla nostra città. Quindi sono veramente orgoglioso. Se mi chiedessero di fare il sindaco lo rifarei veramente altre 100 volte. Sono fiero di questa città, sono orgoglioso di rappresentarla veramente in tutti i tavoli. Niente, io ringrazio i Chiogiotti che un anno fa veramente hanno voluto darmi fiducia. Oggi è proprio un anno della mia proclamazione
Li ringrazio sempre, li ringrazio ogni giorno e voglio continuare ad essere il sindaco tra la gente. Ecco, credo che lo sto dimostrando anche grazie ai social, una volta magari non c'erano, adesso ci sono i social che sicuramente aiutano anche i politici a far vedere quello che stanno facendo quotidianamente. Ecco, continuerò ad essere il sindaco tra la gente perché Chioggia aveva bisogno di un sindaco così e sono fiero per questo e ringrazio ancora veramente tutti i chioggioti che mi hanno dato fiducia. In ultimo, Sindaco Armelao, certo per fare il sindaco bisogna essere concreti, ma le chiediamo qual è il suo sogno per Chioggia? Il mio sogno per Chioggia è quella di farla tornare ad essere protagonista. Ecco, questo è diciamo, l'obiettivo primario, ecco, protagonista sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista turistico, economico, del mondo del lavoro, nel mondo dell'agricoltura, protagonista a 360 gradi, insomma, ecco. Deve tornare ad essere la città di una volta, degli anni 70, che molti la ricordano, è una città che merita veramente attenzione, che merita tanto e che ha tantissime potenzialità, ancora inespresse, che noi stiamo cercando veramente di tirarle fuori, perché è una città splendida, lo chiamano il Canton del Paradiso, no? Ecco. Però dico sempre che il paradiso ce lo dobbiamo meritare, quindi per questo dico sempre di amare e rispettare la nostra città. Ecco, non chiedo altro ai cittadini, amatela e rispettatela, al resto ci pensiamo noi, un passo alla volta, tutto e subito è impossibile. Abbiamo sistemato un passaggio pedonale nella zona di Marina Vecchia e tutti mi scrivono c'è questo, c'è questo, c'è questo, c'è questo, lo so, lo vedo, giro per la città di giorno e di notte, perché anche di notte si vedono le cose che non funzionano di giorno, esempio i lampioni, l'illuminazione, e quindi mi rendo conto di quello che manca, ma tutto e subito è impossibile, però se c'è qualche criticità segnalatela, io prenderò nota e a breve spero di poter partire con una novità per la nostra città, che è quella di un'applicazione dove i cittadini potranno liberamente fare le segnalazioni che saranno prese in carico direttamente dagli uffici preposti, ma avremo modo di presentarla perché la stiamo ancora testando. Non appena pronti partiremo anche con questo, quindi daremo voce ai cittadini e dirò in quella conferenza di presentazione che i cittadini saranno gli occhi del sindaco, perché quello che loro vedranno verrà segnalato ovviamente mediante questa app e quindi noi prenderemo in carico la segnalazione perché poi vedremo anche i tempi di risposta che daremo in base alla segnalazione, insomma. E oltre alle cose che ho detto, appunto, oggi proprio in giunta è passato il potenziamento della videosorveglianza che vedrà anche le frazioni coinvolte in questa videosorveglianza proprio per nostra precisa volontà, proprio come segno di attenzione anche ovviamente nelle frazioni. Ricordo sempre quel progetto veramente che è stato ambizioso, che è stato anche finanziato, che riguarda il PNRR, fatto in collaborazione con la città metropolitana, dove andremo ad investire quasi 5 milioni e 300 mila euro solo sul verde pubblico, quindi rifacimento di parchi e giardini, comprendendo anche le scuole, i giardini delle scuole. Ecco, quindi ripeto, un impegno veramente importante nei confronti di una città complessa che merita veramente tanta attenzione in tanti settori. Ecco, non verrà dimenticato nessuno, quello che dico sempre, abbiate pazienza perché in un anno credetemi che tantissime cose sono state fatte e faremo anche da qui in avanti perché chiaramente un primo anno anche di rodaggio ci voleva, di assestamento anche, abbiamo avuto la possibilità di fare questo anno, quindi vivere l'amministrazione comunale in tutte le stagioni, no? Abbiamo passato l'estate, abbiamo passato l'inverno, quindi adesso siamo pronti ed operativi per affrontare nuove problematiche, nuove sfide e nuove avventure per il bene della nostra città.